Alessandro Tedesco si presenta questa fatica letteraria, l'esperienza di un viaggio vissuto sicuramente importante. Sì, è un viaggio vissuto attraverso la mia esperienza di insegnante, esperienza che ho iniziato al centro Sicania, al centro di accoglienza Sicania di Siculiana, passando poi per vari SPRAR della provincia di Agrigento. È un'esperienza che mi ha formato e mi ha segnato particolarmente, perché con gli allievi abbiamo stretto oltre che un rapporto di lavoro, io da insegnante e loro da allievi, anche un rapporto di amicizia, e loro in questo viaggio mi hanno confidato le loro esperienze, i loro viaggi, i loro segreti, perché sono cose terribili che si conservano dentro, e a me invece li hanno confidati, e ho avuto quindi la possibilità di scriverli e di trasmetterli a voi. Oggi la presentazione con qualificati operatori culturali. Sì, più che una presentazione, diciamo che è una chiacchierata tra amici, perché siamo qua a Oceano Mare, a San Leone, e dirigerà, diciamo, la chiacchierata Antonio Pancamopuglia, che è un giornalista, amico, critico musicale, ha scritto libri, ha scritto anche su riviste nazionali. Poi c'è Gian Domenico Vivacqua, che è un grande amico e che mi ha consigliato in questo mio viaggio, per questo mio lavoro. C'è Vittorio Alessandro, che ha scritto la prefazione di questo libro, e diciamo che è stato un lavoro a cui hanno partecipato tanti amici, per la verità, che non solo i ragazzi che mi hanno confidato i loro viaggi, ma anche gli amici che mi hanno consigliato strada facendo, non ultimo il presidente dell'associazione Emilio Agnello, che mi ha consentito di conoscere questo mondo, perché mi ha introdotto lui come insegnante nei centri di accoglienza per stranieri. Parliamo di questo libro, cosa c'è da trarre per uno che lo legge, come insegnamento, insomma come esperienza di vita vissuta? Allora, Il viaggio di Mukhtar, questo libro di Alessandro Tedesco, racconta appunto tante esperienze di quelli che sono stati i suoi studenti, ed è proprio un percorso di crescita, un percorso di formazione che il lettore può fare rivivendo le stesse esperienze dello stesso scrittore, dello stesso autore, nonché anche di tutti i personaggi che poi raccontano queste storie, che sono i protagonisti di queste storie, dalla loro stessa voce. Sono storie di sopravvivenza, sono storie di integrazione, sono storie di un adattamento difficile in una società come la nostra, in cui il problema dell'immigrazione e dell'integrazione è di straordinaria contemporaneità, è un problema molto scottante, e questo sicuramente può essere una lettura per avvicinarsi a questa tematica in maniera anche diversa, andando proprio a sentire la viva voce dei protagonisti e la testimonianza di una persona che in qualità di insegnante ha contribuito anche a questo processo di integrazione. Alessandro per il suo lavoro ha incontrato un'umanità di cui noi sentiamo per lo più parlare sui giornali, ma in modo molto sommario, molto approssimativo. Invece Alessandro è entrato in contatto con l'altro e con la sua sensibilità ha raccolto una quantità di storie dell'altro mondo, potremmo dire, degli altri mondi, e ha avuto anche la capacità di metterle in forma, di scriverle in modo veramente prezioso, ed è un libro essenziale a chi si voglia misurare con un tema senza pregiudizi e attraverso un testimone prezioso come appunto è stato Alessandro in questa occasione. Adriana Iacono, qual è il tuo ruolo in questa presentazione di questa sera del libro di Alessandro Tedesco? Alessandro mi ha coinvolto, visto che si parla delle lingue, quindi dell'importanza delle lingue, quale migliore occasione per ricordare che la lingua è integrazione, è un veicolo attraverso il quale passano la società, la cultura, i valori di un ambiente sociale, appunto. Quindi se parliamo di integrazione, chiaramente non si può fare a meno di parlare di integrazione attraverso l'insegnamento della lingua italiana. Alessandro è un ottimo insegnante, lo ha dimostrato in varie occasioni, e quindi sicuramente dovremmo spingere sempre di più i ragazzi nelle comunità, i migranti nelle comunità
insomma, dargli sempre occasione per imparare sempre al meglio la lingua italiana, per permettere poi l'integrazione appunto all'interno della società, della struttura del lavoro, quindi chiaramente è una missione importante quella di appunto per veicolare l'integrazione attraverso l'insegnamento della lingua italiana. Quello dei migranti, il tema dell'accoglienza, per me soprattutto il tema del salvataggio, il tema del soccorso, del mare che è un luogo in cui si esercita soprattutto nel mare la capacità di essere vicini agli altri, qualunque pelle abbiano, da qualunque luogo provengano. Ecco, come si può mettere a frutto questa esperienza anche da un punto di vista nautico? Io credo che ci sia soprattutto da mettere in campo tutte le nostre risorse. Il nostro Paese ha una guardia costiera che ha dato prove esemplari di capacità anche tecnica. Detto questo, per quanto riguarda gli aspetti più strettamente culturali della nostra nautica, della nostra storia marittima, è importante che si ritrovi la capacità di conoscere questo mare, di capire questo mare, capire quello che sta succedendo a questo mare. Dopodiché possiamo cominciare a ragionare. Non possiamo certo arrivare con le bandiere del sì o del no senza aver capito esattamente cosa stia succedendo davanti ai nostri occhi.